Allora, eccoci qua di nuovo insieme. Presidente, prima di cambiare argomento, perché ce ne sono veramente tantissimi da parlare, lei prima accennava a una questione culturale da recuperare e da trasmettere anche alle nuove generazioni. Far la scorta del prodotto di stagione quando c'è e conservarlo adeguatamente, un po' come avveniva una volta. C'è la buona annata di vino, la buona annata di olio, prendere una damigiana, starlo al fresco, si conserva, vero? Come altri prodotti. Io vorrei trasmettere a tutti voi quello che è un po' la cultura delle vecchie generazioni di una volta. E il fatto di poter andare a scegliersi il prodotto stagionale nel momento in cui la stagione lo consente e quando c'è anche abbondanza. Non so se vi ricordate la passata di pomodoro che faceva io ho toccato la il pomodoro, nonna, quella della nonna. Ma però. veramente si può comprare il pomodoro in stagione a un prezzo veramente interessante e farsi la scorta per tutto l'anno. Lo stesso è per quanto riguarda l'olio, perché no? Ci si mette via l'olio nella stagionalità in cui c'è una buona produzione e quindi magari anche il prezzo aiuta anche a farsi un po' di scorta, e se l'olio mantenuto al buio, al fresco, all'interno, chi è che non ha una piccola cantina nel garage, nel palazzo o nel sottoscala del scantinato? L'importante è che sia al buio a una temperatura costante. Ecco, non serve per forza che sia a meno 5 gradi come certi. Quindi questo può servire, ci può dare una tutela nei confronti, insomma, di altri prodotti che magari tanto buoni non sono. A questo proposito, vediamo un messaggio però. Grandi battaglie contro le multinazionali dell'alimentare uccidono la piccola e media impresa con prodotti a basso prezzo. Ma vi siete mai chiesto come facciano a darvi un litro d'olio Evo a 2,50 euro al litro? Infatti questo è il problema, lei l'ha sempre detto. Noi veniamo anche da a volte delle politiche sbagliate, perché per consentire certi scambi internazionali anche la nostra governance italiana se vi ricordate, qualche anno fa ha consentito l'entrata dalla Turchia, dalla Tunisia di 70.000 tonnellate di olio, che loro purtroppo non hanno la cultura del nostro saper far bene, e quindi l'oliva cade per terra, raccolgono da sotto dalla pianta, non dalla pianta ma da terra, un olio che comunque è un olio di bassissimo livello in termini di profumi, di aromi, di qualità stessa, e però per compensare certi scambi economici anche a volte succede queste cose qua, e fanno un grande danno per noi produttori italiani. Si fanno veramente concorrenza, perché un olio di bassissima qualità viene mescolato all'interno di eccellenze del territorio, viene venduto su magari €1 fa gola anche al consumatore di poterlo risparmiare, e quindi in attività promozionale si porta a casa dell'olio, ma quello lì non è un olio da conservare, anzi se ne comprate una bottiglia finitela il prima possibile, perché cambierà colore, diventerà giallo, non ha all'interno i contenuti di antiossidanti che fanno bene, quindi sarà solo puro unto e grasso, e non qualità e benessere di quello che è una sana alimentazione. Allora, lei prima ha parlato tra l'altro di produzioni con OGM eccetera, ma tante produzioni invece vengono dall'estero, si mantengono nel tempo, non tanto perché sono OGM ma perché sono trattate con delle sostanze, dei fitofarmaci, delle antiparassitari e quant'altro, che da noi sono vietate. Abbiamo il caso delle ciliegie che adesso sono al centro dell'attenzione, le nostre sono un po' malaticce. Noi abbiamo una drosofila che purtroppo veramente sta facendo dei danni. Sono tutte malattie che non sono autoctone, sono degli attacchi parassitari che vengono, vediamo la cimice, vediamo la drosofila, vengono tutti dalla parte dell'Oriente. Oggi dobbiamo salvaguardare i nostri territori, dobbiamo salvaguardare casa nostra anche dall'attacco di parassiti. Come si fa allora? E non solo, ma noi lo sappiamo, ce lo diciamo, siamo il paese con il minore utilizzo di pesticidi in assoluto in tutto il mondo, e questo è un valore inestimabile per la nostra sana agricoltura e dobbiamo difenderci. Naturalmente non possiamo farci fare concorrenza da chi invece i trattamenti li può fare liberamente senza alla faccia delle regole della Comunità Europea, e entrano in Comunità Europea con dei prodotti che ci fanno concorrenza. Ecco, questo non lo possiamo assolutamente accettare, e dobbiamo creare veramente dei vincoli. A parità di condizioni dobbiamo che il prodotto sia sano e altamente mercantile. Ecco, però a questo punto cosa succede? Che la nostra ciliegia, per esempio, ma non solo, altri prodotti sono trattati in modo sano e si ammalano,
ci arrivano da altri paesi invece che resistono perché sono trattati diversamente, è ovvio che piuttosto che niente o una produzione bassissima o prezzi inacquistabili sul mercato, le persone rifuggano su quello che si trovano a disposizione, con danni alla salute ma danni concorrenziali anche di non poco conto. Certo, ed è per quello che noi dobbiamo continuare ad evolvere su quello che è un filone che penso che lo vogliano tutti gli italiani, che è quello di mangiare un cibo sano, un cibo sempre più sostenibile, e quindi la ricerca oggi deve lavorare su questo, deve lavorare su delle varietà autoctone dei nostri territori, con varietà che naturalmente siano più alle parti fungine, resistenti alla moniglia. Parliamo della ciliegia, sì. C'è la moniglia che è un piccolo fungo che poi va a creare marcescenza all'interno della ciliegia stessa, e quindi poi lo scarto, e quindi costa di più il prodotto. Ma quanto vuol dire mangiare una ciliegia sana rispetto a una ciliegia che si vede bellissima, grossa, ma che è trattata con 1 milione di residui fitosanitari? Ecco, questo penso che ce lo dobbiamo per la nostra salute e per la salute di tutti i nostri figli. Ecco, ritengo che questa sia una grande battaglia e che noi dobbiamo perseguirla. Poi tra le tante grandi battaglie avete quella della salvaguardia del territorio. C'è una minaccia incombente di cui poco si parla, ma in realtà è estremamente pericolosa. Un attimo che leggo un altro messaggio. Ok, capisco tutto, ma non tutti possono permettersi di spendere certe tariffe. Vedo un olio al supermercato proveniente dal Garda a 20 euro per 750 millilitri. Per me in certi casi vale più il marchio che la sostanza. Sì, ecco, io mi riferisco a un buon prodotto a un prezzo ragionevole. Ecco, penso che queste punte sono delle punte di diamante che ci possono stare, ma che danno libero arbitrio alla scelta. Io direi che quando parliamo di un buon olio extravergine si parla di un olio base litro che costi 6, 8, 10 euro chilo prodotto. Andare a 20 va benissimo, è la strada da percorrere, ma se uno non se lo può permettere è giusto anche che ci fermiamo prima. Noi stiamo invece fermando la macchina di quello che sono gli oli a 2,50 euro, che neanche l'acqua minerale oggi costa. Ecco, quindi stare un po' attenti, lei ci fa capire che bisogna stare un po' attenti, ecco, senza andare attenti oltre. A questo. Ecco, teniamo presente che se noi andiamo a guardare la borsa merci italiana si vedono i prezzi minimi di produzione. Ecco, sotto una certa soglia non ci possono andare, né che sia del nord, né che sia del sud, né del centro Italia, e quindi è inammissibile poter mettere sul mercato oli a quei bassissimi prezzi lì, perché non sono oli di sola e spremuta. Teniamo presente che in piccolo sugli oli c'è scritto ottenuto da solo processi meccanici. Sì. Ecco, non si può ottenere oli che rientrano in quei parametri di qualità dell'extravergine in solo i processi meccanici. Assolutamente. Allora, salvaguardia del territorio, adesso ne parliamo dopo la pubblicità. C'è un fatto, come dicevo prima, molto molto grave, glielo faccio dire, però prima leggiamo l'ultimo messaggio, poi andiamo in pubblicità. Buongiorno, approfitto della presenza del Presidente per chiedere cosa pensa dell'inchiesta sul pomodoro cinese. Ho visto dei servizi in TV da brivido, ma è mai possibile? Grazie. Dopo la pubblicità anche questo. Sono prontissimo. Allora, subito pochi secondi, poi torniamo insieme. Arrivano 3